vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose oggi. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno. Parece che sì. Non può entrare. Entra. Non entra. Entra. Non entra. Entra. Non penso proprio. No, Gaz, non puoi paccarci così. Vabbè, ci divertiremo lo stesso. La querela che arriverà comunque. Sergio Massa, afuera! Peronismo, afuera! Viva la libertà, carajo! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Vogliamo il ripristino del reddito. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane. Siamo tutti eredi del Duce. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Vabbè ragazzi, non si sa come, siamo ancora qua. Barbari eleganti. Buon pomeriggio, siamo tornati qui su Radio Libertà con voce sempre Gaz insieme a Marco Rubeo. Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, ma e soprattutto buona Schlein adesso dillo, non so se dillo. buona Schlein a tutti. Pensate, un anno fa e buongiorno e buon pomeriggio anche al buon, al buon Luca Scognamiglio che ma non è qui con noi, l'avrei salutato dove a sei brevissimo, Scogna? Buon pomeriggio a tutti. Eccolo. Allora vai a cagare, dove buona Ma dove sei? Allora, o è in Marocco, o è in Turchia, o è in macchina, è sempre così quando non viene Radio Libertà. Allora, in una città che è tipo il Marocco, Cioè? Torino. Siamo lì più o meno. Ovviamente ci dissociamo, un Sì, saluto a tutti i scherzando, è una torinesi. città bellissima, magnifica, cazzi e mazzi. Però Ecco, ma no, cerchiamo di essere un po' meno volgari del solito, visto anche la fascia diversa. Ma Gaz, ma perché siamo in questa fascia invece che dalle 8 alle 9 di mercoledì? Perché ora siamo io ci tenevo a di lunedì? ringraziare la redazione di Radio Libertà. Esatto. Perché? Perché un anno fa, esattamente un anno fa, quasi un anno fa, 30 novembre. Vabbè, siamo lì comunque, Siamo 30 lì. novembre, iniziavamo la trasmissione dei Barbari Eleganti, no? A distanza di un anno hanno cercato di farci fuori, ovviamente non la redazione, ma altri hanno cercato di farci fuori. Ci hanno voluto proporre una fascia oraria differente, ebbene E noi l'abbiamo accettata pur di rimanere qua. Quindi loro ci hanno detto, con con la scusa perché non volevano cancellarci direttamente, ci hanno detto guardate, se volete si può fare soltanto lunedì 17-18, pensando tanto sono in 4 di cui 2 lavorano, non accetteranno mai lunedì 17-18. 3 lavorano, e invece no, dirlo, però... ma smettila, però insomma, ma smettila. e noi siamo ancora qua. Bene. 2 lavorano e 2 fanno i fancazzisti. No, e guarda caso della Cattolica. Ecco. Solamente perché andiamo alla Cattolica, non è che siamo Esatto. fancazzisti. Oggi Sì. io ad esempio ho studiato per un'ora in biblioteca e poi ho fatto un'ora e mezza di lezione. Cioè direi che comunque... Dov'è Vittorio quando serve? Ecco, allora a proposito di Vittorio, no, io vorrei tornare un attimo serio per quanto riguarda Vittorio, perché insomma volevo rimandare l'annuncio il più in là possibile, però purtroppo penso che non si possa più rimandare. Ormai siamo qui, ormai siamo in ballo e quindi penso che dobbiamo ballare. Sì, per forza. E quindi purtroppo dobbiamo comunicarvi che Vittorio Le Donne questo weekend è andato a ballare in quel di Milano. E purtroppo ragazzi dovete stare attenti quando vi offrono dei cocktail,
perché Vittorio purtroppo ha accettato il cocktail che una persona travestita gli ha offerto e purtroppo c'è rimasto. Quindi, insomma, C'è rimasto male. c'è rimasto male. C'è rimasto male, esatto. veramente, non c'è rimasto. No, non è C'è vero. rimasto Vittorio male, Le Donne in Vittorio. questo momento è a lavorare, almeno Questo- uno che lavora. Allora, Marco ci teneva a dire questa cosa giusto per prendersi poi una bella querela da parte di Vittorio. Ma non appunto. credo. Ma non Però- credo, sono però- più i crediti che ho io contro di lui. Assolutamente, crediti verso creditori, no? Bravo, Vedi che crediti. si è studiati qua, si è studiati. Debiti come- verso fornitori e crediti verso Assolutamente sì, clienti. Qui assolutamente. c'è cultura Beh, ma cultura contabile. andando alle cose serie, no? Cos'è Esatto. successo in queste settimane? Noi la scorsa settimana non siamo andati in onda, purtroppo. No, certo. Però la scorsa settimana È successa è una cosa successo. molto È importante successo. nel mondo. Noi l'avevamo già preannunciato ancora prima che si realizzasse, no? Esatto. In Argentina ha vinto Milei. Javier Milei era quel candidato che mai ce l'avrebbe fatta, ce l'avrebbe Esatto. voluta fare, e invece ha vinto le elezioni ed è diventato presidente Quello dell'Argentina. osteggiato da tutti, Osteggiato da schernito tutti, da tutti, assolutamente che sì. dicevano uno così non ce la puoi mai fare, ricordando anche, non lo so, un certo Donald Trump, Un certo magari, Donald che Trump, dicevano che esatto, non ce l'avrebbe mai potuta fare, non avrebbe mai conquistato la presidenza. Ebbene, non di poco, non di Non è un politico di professione, ricordiamolo, anzi è stato un economista, è un economista, si è buttato in politica con i suoi toni un po' riconoscibili, perché Sì. comunque si è fatto riconoscere con una bella motosega quando voleva tagliare tutto, quando diceva fuera, in riferimento Afuera! E a proposito, ai dopo ministeri. ritorniamo sulla fuera. Ebbene sì, ha vinto. E anche qui c'è stata la gufata di Elly Schlein, perché Elly Schlein È vero. il giorno prima delle elezioni ha invitato gli elettori simpatizzanti comunque del PD in Argentina a Perché votare, giustamente perché ovviamente ce ne sono ce li hanno di- anche lì a quanto pare, a votare per Sergio Massa, e Sergio Massa ha preso una lignata. Probabilmente Sergio Massa manco l'ha visto passare, come lei dice spesso. Ma non solo in Argentina, perché anche in Olanda è È successa vero, la stessa è cosa vero. con Timmermans, spero di aver pronunciato bene il suo cognome, quello della Commissione Europea, quello del green spietato, ha preso una bella legnata, e anche lì Wilders, storico alleato della Lega, ha vinto le elezioni e adesso dovrà formare il governo e quindi poi incassare chiaramente la fiducia. E anche lì Elly Schlein aveva fatto un video in cui invitava Esatto. i simpatizzanti del PD in Olanda, e anche lì, cioè, Anche lì è andata come è giustamente andata. ce ne sono tantissimi di simpatizzanti del PD in Olanda. Sia mai che l'8 giugno, la sera prima delle elezioni europee, Elly Schlein non faccia un altro invito agli elettori per andare a votare. votare per il PD, tutti gli europei che saranno anzi no, perché poi non tutti voteranno il 9 giugno, però speriamo che faccia gli stessi inviti anche in riferimento agli altri stati, in modo tale che anche gli altri Esatto. stati europei possano prendere una bella legnata come l'hanno presa qui. Esatto. E non lo so se c'è ancora collegato Scognamiglio, se non si è, non so, schiantato Sono da sempre qualche qua. parte. Sei sempre là? Sì, non mi sono ancora schiantato. Ah, ok. Allora, tu hai gioito per la vittoria di Milei? Lì di Milei, porta rispetto al presidente della Repubblica Argentina. Certo. Che ho gioito. Ma certo. Come si può non essere contenti per una vittoria del genere? Grande Milei, speriamo che l'Italia possa prenderne esempio, speriamo che in Italia ci sia un nuovo Milei. Ma in Italia quelli giusti hanno già vinto le elezioni. Come? In Italia le persone giuste hanno già vinto le elezioni la scorsa volta. Su questo avrei leggermente da ridire, però evitiamo il discorso. Speriamo che ci possa essere un Milei italiano serio. Vorresti un Con la centrodestra motosega italiano anche- un po' più alla Milei e un po' meno magari alla Marco Rizzo? Un po' meno Sì, alla sì, Adolfo diciamo Urso sì, o alla sì. Lollobrigida?